Il Consiglio regionale del Veneto nei giorni scorsi ha approvato un ordine del giorno con un impegno anche da parte dell'assessore Bottaccin, che è l'assessore competente a livello regionale, a portare avanti il lavoro del tavolo tecnico, quindi a continuare a finanziare la convenzione con la provincia, con il comune di Arcugnano, che sta lavorando per evitare che il lago sparisca, perché ad oggi il rischio è che il lago di Fimo non esista più, perché tutti gli studi ci dicono che nell'arco di qualche decennio il lago finirebbe per essere prosciugato. Prosegue l'azione di tutela del lago di Fimon da parte delle istituzioni competenti. Il neonato tavolo tecnico a guida della provincia di Vicenza sta completando le opere viabilistiche accessorie che permetteranno di fruire dell'intero anello che circonda il lago. Ora però vanno affrontate le questioni più spinose e radicali. Non solo dunque ordinaria manutenzione, ma interventi strutturali di salvaguardia e approvvigionamento d'acqua, come anche noi di Rete Veneta abbiamo sottolineato più volte con i nostri servizi. E servono due tipi di interventi. I primi finanziabili appunto con risorse più limitate, quelle di cui si parla oggi, di manutenzione ordinaria del lago, di sfalcio per evitare appunto le situazioni che abbiamo visto in questi mesi del lago infestato sostanzialmente, e invece investimenti più importanti che richiedono progetti europei o progetti nazionali per appunto evitare l'impaludamento, magari con il dragaggio del lago, con interventi strutturali che rendano il lago davvero il meraviglioso luogo naturalistico che potrebbe essere.